Mi scusi, signor Sindaco, cosa ne pensa di questa mostra fotografica organizzata dalla biblioteca e anche dalla compagnia teatrale di Terralba? Parla forte. Io credo che questa sia un'occasione molto propizia per fare memoria delle nostre tradizioni, così come è stato ben detto nella stessa presentazione della mostra, che lo voglio ricordare anche in questa occasione, è stata allestita soprattutto grazie al lavoro attivo, ovviamente incommiabile, della compagnia Teatro Terralba. L'amministrazione comunale e la biblioteca comunale hanno incoraggiato l'iniziativa, soprattutto il finanziamento, perché abbiamo ritenuto tutti quanti che questa fosse un'occasione veramente eccezionale per incominciare un lavoro di recupero della nostra storia. L'obiettivo io credo che sarà soprattutto questo, ne parlavamo anche stamattina con l'organizzatore della mostra, Felice Murgia. Il nostro impegno sarà appunto quello di riuscire a ricostruire piano piano attraverso le fonti la storia nostra, magari partendo dai giorni più vicini a noi per poi pian piano andare un po' più... Praticamente è un'opera di sensibilizzazione della popolazione alla conservazione del patrimonio culturale anche tramite le immagini e i documenti. È un po' l'uno e l'altro. Io credo che questo sia anche un'occasione di verifica dell'attenzione con cui la gente, con cui i terralbesi guardano a questa cosa e guardano alla propria storia. Ma io credo che già dalla partecipazione di oggi si può incominciare a prevedere che i terralbesi sono molto interessati a questa mostra, perché si parla di Terralba e quando si parla di Terralba il terralbese trova sempre un richiamo molto forte.